Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, storie di migrazioni e non solo. E vi presentiamo in questa occasione la seconda puntata di questo speciale dedicato a Fausto Bortolot, un maestro del gelato artigianale bellunese. Nella puntata precedente ci ha raccontato delle sue radici e come inizia la sua passione per il gelato bellunese, come con la tenacità e determinazione che lo caratterizzano è diventato un referente del gelato e sinonimo di orgoglio sia in Italia che all'estero, specialmente nella Germania. Continuiamo a scoprire insieme questa storia. Io non mi sono mai sentito un emigrante in Germania, mi sono sentito un piccolo imprenditore che invece che andare verso sud sono andato verso nord. Il rispetto è stato reciproco, guarda, non mi sono mai sentito in un paese straniero, mi sono integrato molto facilmente. Raccontami un po', mi hai detto che ti sei sentito sempre rispettato, ma tu hai potuto inserirti bene nella Germania? C'era qualche differenza che vedevi con rispetto all'Italia, ad essere un gelatiere artigianale qui in Italia? Per esempio, non credo cia stata l'Italia, la differenza gelateria italiana erano tutti che avevano l'insegna gelateria italiana. I nostri antenati gelatieri, per distinguersi dalle altre gelaterie, avevano inventato, erano tutti erano degli imprenditori, non erano degli sprovveduti, perché per distinguersi di gelato che facevano erano le gelaterie venete, li chiamavano. Gelateria veneta quasi esistono ancora tutt'oggi, ma quando aprivano non aprivano mai col nome della famiglia o il cognome suo, le chiamavano gelaterie venete. Difatti nei paesini, soprattutto prima della seconda guerra mondiale o anche subito dopo, l'insegna gelateria venete, gli abitanti di quella cittadina dicevano andiamo alla Veneta, non andiamo in gelateria, andiamo alla Veneta, perché sapevano era sinonimo di un gelato di qualità, di un gelato buono. In Germania anche abbiamo sfruttato un po' questa insegna, però in Germania non si metteva la gelateria veneta, si metteva gelateria Cortina, gelateria Rialto, gelateria Venezia, gelateria Dolomiti, tutti nomi tipicamente veneti. L'80% delle gelaterie in Germania erano sotto quell'insegna là, che era sinonimo di qualità. Fausto, tu in Germania hai imparato qualcosa che ti accompagna fino ai nostri giorni, al di là della disciplina, no? C'è qualche tradizione, la lingua, qualche ricetta, qualche cosa nuova che ti accompagna oggi? No, perché da noi la differenza delle Dolomiti, direi così, confinano con l'Alta, non c'è tanta differenza del modo di vivere, del modo. Più di tutto la differenza grossa, l'ho visto quando sono rientrato in Italia per mettere su una gelateria italiana, più di tutto che mi dava fastidio era la burocrazia qua in Italia, che in Germania non c'era. Quello mi ammazzava proprio, mi dava un fastidio da matti. Ti dirò che in Germania noi, invece la differenza era per la gente che veniva del sud. Negli anni 60, per esempio, per darti un'idea, negli anni 60 c'erano 3 milioni e mezzo di italiani in Germania che lavoravano in Germania, era la colonia, era il popolo straniero più numeroso in Germania che aiutava a rinascere la Germania. Lì c'erano dei posti di lavoro e tutti, soprattutto dal sud, emigravano in Germania. Quando venivano là in Germania loro si trovavano veramente delle difficoltà, anche il modo di vivere, eccetera. Mi ricordo che nelle nostre gelaterie, nei paesini di 20-30 mila abitanti, c'era anche lo scopo sociale. Tante volte davano il compiato di minestra a quelli che arrivavano su dal sud e che non sapevano dove andare, non sapevano. Comunque, nella gelateria venivano i datori di lavoro con gli operai che lavoravano nelle ferrovie o nelle altre cose, insomma. Per spiegargli quanto il lavoro, quante le ore di lavoro, la paga, gli assegni familiari, eccetera. Poi c'era anche la polizia che veniva la sera, ma non tutte le sere, quando combinavano qualche marachella, non quelle grosse, ma quelle più delle volte erano tutte marachelle piccole. Per esempio, negli anni 60
era l'epoca che usavano le sottane corte, le carpette dicono da noi in calore, il minigonne, le minigonne, ecco. Oh. E la gente che veniva dal sud era un po', usciva un po' che rilassata queste ragazze forse. che uscivano, queste giovani vicino come donne di facili costumi, e allora li importunavano anche. Poi c'era l'epoca che c'era uscito i primi radio transistor, che erano radio grandi, molto voluminosi, che li mettevano sulle spalle a tutto volume e dava fastidio. Allora veniva la polizia e mi diceva la polizia, il capo della polizia là, che eravamo diventati anche amici, direi così, mi diceva digli che se le combinano troppo grosse, se continuano a comportarsi così, li devo rimandare a casa, non posso tenerli qua. E io le dicevo, ma dico, perché voi quando c'è qualcuno che combina qualche marachella, scrivete gli italiani qua. Tutti abbiamo un nome, devi dire, non l'italiano, devi dire Antonio, Michele, Pietro, non l'italiano è ognuno quello che fa, che combina la sua colpa personale, non prende la nazione completa. E allora lui giustamente mi diceva che quando la sera arrivava il giornalista al posto di polizia e gli diceva cosa è successo oggi, poi non era quello della polizia che faceva l'articolo, era il giornalista, insomma. E allora si scusava, ma era anche la verità. Comunque la differenza grossa la trovavano, per tornare sulla tua domanda, la trovavano chi proveniva dal sud e chi proveniva dal nord, delle nostre zone, delle Dolomiti e così. Non c'era tanta differenza, che il modo di vivere, il modo di comportarsi, eccetera. Raccontami un po' com'è stato per te e per la tua famiglia quel rientro in Italia. Mi avevi raccontato che i tuoi figli sono stati un po' il motivo per il quale decidi di tornare. Com'è stato per te, sia come padre, come persona, ma anche come gelatiere? Allora, io era una scelta che volevo fare, che ho fatto anche naturalmente prendendo l'accordo con mia moglie, insomma, perché vedevamo che le famiglie che venivano, e mi ricollego sempre alla gente che non faceva il mestiere del gelatiere, avevano le famiglie, mandavano i figli a scuola là. Mm-hmm. Quando il ragazzo, i figli frequentavano le scuole, la famiglia rimaneva là, perché a un certo punto, quando il papà o la mamma andavano in pensione, i figli non volevano più venire in Italia, volevano rimanere là. E allora la paura mia era che i miei figli volessero rimanere in Germania. E allora d'accordo con mia moglie, quando è stata l'età scolastica, siamo venuti in Italia, come ti dicevo, a Fano. Ho fatto 15 anni a Fano con la gelateria. Loro hanno continuato a fare le scuole qua in paese, però ci sembrava che fosse stato più vicino e meno difficoltoso andare a trovarli e fare. Si sentivamo più vicini anche. Poi noi eravamo contenti che frequentassero le scuole italiane, perché rimanessero molto attaccati alle radici di dove erano le loro radici italiane. Ecco. E poi in quel tempo che in Germania tu tornavi in Italia, com'era per te? Tornavi, non so, per esempio per le vacanze? Com'era quella parte mentre eri in Germania? Allora noi si partiva sempre ai primi di marzo e si stava in Germania fino a ottobre, ma quello lì era per il lavoro, non era che si viveva. Per noi l'anno iniziava ai primi di ottobre e finiva ai primi di marzo, dove potevi libero, potevi vivere, perché il mestiere che facevamo noi, che nonostante per me fosse un bel mestiere, non potevi mangiare a pranzo con la famiglia, la cena con la famiglia, con i figli, perché ci doveva dare il cambio, perché il negozio qualcuno della famiglia doveva sempre restare. E quello, proprio mangiare assieme, il vivere assieme, godersi la famiglia, lo godevamo d'inverno, ma quello era, tutti lo facevano così, insomma, non era che facessero 12 mesi all'anno con la gelateria aperta. La famiglia la godevi l'inverno. Ecco. Quanti sacrifici veramente, perché anche un uomo come te, che si vede come tutti gli italiani, no, attaccati alla propria famiglia, dover fare quelle scelte, immagino quanto difficile sia stato
Quella parte non dico isolamento come abbiamo oggi, ma quel staccarsi un po' dalla famiglia di sicuro fu difficile. Ma no, non è stato difficile. Tutti i mestieri hanno il lato negativo e il lato positivo. Io per il mio mestiere vedevo solo il lato positivo, che mi ha dato la possibilità che mi ha dato la possibilità di vivere, continuare a vivere tra le mie montagne in modo dignitoso, che insomma io mi dispiacerebbe lasciarle. Che anche mia moglie credo la pensi così. Rita, vuoi venire? Rita? Sì. Credo che mia moglie credo la pensi così. Diamo il benvenuto perché ci sta sentendo su Radio ABM Voce delle Dolomiti. Adesso, ciao Rita, benvenuta, come stai? Un piacere averti qui con noi. Bene. E allora è una cosa che abbiamo preso sempre in comune. Ecco, siete bellissimi, vi vedo qui, siete adorabili. No, la cosa difficile era quando si lasciavano i figli per la scuola qua, perché naturalmente noi partivamo a marzo e fino ai primi di giugno c'era la scuola, loro dovevano rimanere qua. E allora quella era la parte più difficile, ma insomma dopo venivano su da noi e così dai. Ecco, Rita, anche sei un esempio nell'accompagnare, anche tu gestivi, immagino partecipavi tanto al lavoro della gelateria. Cosa ci puoi raccontare di quella esperienza? Tu anche sei un gelatiere, non una gelatiere. Cosa ci puoi raccontare brevemente se vuoi? Insomma, dai, per me è stata anche una bella esperienza. Certo si doveva lavorare sodo, però insomma c'erano tante soddisfazioni anche, dai. Contatto con la gente. Ma anche poi immagino per te, donna e mamma, accompagnare tuo marito a fare il tuo lavoro, ma anche essere mamma. Com'è stato quel bilanciare quelle cose importanti nella tua vita? Sì, allora, come dicevo, la parte difficile era quando dovevi lasciare quei figli, però dopo c'erano tante soddisfazioni anche, dai. Ecco, beh. Sono molto contenta, siete anche un esempio di forza, di sacrificio, di tenacità, quindi approfitto questo momento anche di lavoro, no? Per farvi complimenti, perché è una bella storia dalla quale possiamo tutti imparare, anche un po' per quello che raccontiamo queste storie di immigrazione, anche se Fausto non si sente così tanto un migrante, ma io dico che di queste esperienze si può imparare tanto anche per le nuove generazioni, noi giovani che stanno sentendo in tutto il mondo su Radio ABM, anche quelli italiani certamente, di come con sacrificio, con lavoro, con forza uno può andare avanti e farsi una bella vita ed essere felice con quello che ci offre un po' la vita, come in questi tempi che abbiamo, come sapete, sfortunatamente una pandemia ancora in corso, almeno qui alla fine del mondo, anche a voi in Italia. In riguardo a quello, Fausto, ti volevo fare una domanda. In questi tempi così difficili, sia in Germania che qui in Italia, come avete reagito, diciamo, col mondo del gelato e nella gelateria? Che so che adesso lo stanno facendo i tuoi figli, no? Mi immagino che vi siete reinventati, no? Come è andata quell'esperienza? Cosa ci puoi raccontare? Sì, parla. No, allora i miei figli, ho la fortuna di avere due figli, uno ha preso un'altra strada, che il maggiore ha fatto 27 anni, il sindaco qui a Zoppè, adesso al momento non è più lui, guarda, il presidente della Magnifica, lui ha scelto la strada della musica, insegna al conservatorio a Venezia. Gli altri due invece hanno imparato il mestiere, l'hanno imparato bene, lo fanno con passione e loro si sono inventati questi 2 anni, questo è il secondo anno di pandemia, si sono inventati di portare il gelato a casa, cioè hanno acquistato un furgone e girano i paesi, un paese una volta alla settimana, ogni paesino, ci sono i paesini piccoli nei dintorni di Cochem. Cochem è una cittadina turistica sulla Mosella, dove c'è 2,5 milioni di turisti all'anno. E con la scusa anche del coronavirus, l'anno scorso ha avuto meno turisti, meno movimenti, perché a spostarsi in questo periodo c'è sempre qualche difficoltà. E allora si sono acquistati questo furgone che lavora e rende molto bene. Bene. E portano, guardano, non vanno nei paesini dove c'è già una gelateria italiana, vanno dove non c'è la gelateria, perché anche il rispetto fra noi colleghi deve essere la prima cosa, insomma.
È molto Non è importante, che... sei bravo anche a menzionarlo, ma quando mi stavi dicendo quello del furgone, ho pensato subito all'epoca in cui il gelato si vendeva in quei carretti, diciamo, che andavano un po' portando quel gelato, come in un punto simile, come lo vedi quello? E le ho fatto 5 anni, anch'io negli anni 60 l'ho fatto, c'era un carrettino a 3 ruote che si usciva, qui la chiamavano un'ape, e ho fatto 5 anni anch'io quel mestiere là, insomma. Era un mestiere che per me mi piaceva più che stare dietro un banco in una gelateria, in un ambiente chiuso. Uscire il contatto con la gente, il contatto con tutti, insomma, e tutti ti vedono molto volentieri, perché vedono che adesso dove vanno nei paesi c'è la gente che reclama che vorrebbero che andassero più spesso, invece non si può, insomma. È stato un po' come tornare un po' alle origini, no? E in quel senso, no? Pensi che dopo la pandemia, una volta che speriamo sia finita al più presto, ci sarà qualche cambiamento nel consumo del gelato? Allora io ho sempre detto anche, però non è che io dica che le mie parole siano un Vangelo, negli anni 2009-10 c'è stata anche una crisi, ma qua in Italia anche una crisi abbastanza. E allora io dicevo sempre, si dovrà rinunciare a cambiare la macchina, non so, fare delle spese molto maggiori in famiglia, però bisogna pur consolarsi con un buon cono di gelato. Infatti allora Sì. ci ho preso, credo di averci preso anche adesso, insomma, perché vedo che il gelato è un bene di consumo che ti porta un po' di allegria. Dico sempre anche ai miei figli, quando sono dietro il banco, soprattutto un cono di gelato è un bambino, quando viene la mamma col bambino in casa a comprarsi il gelato, non dare il cono alla mamma che lo dia al bambino, daglielo direttamente te al bambino che ti fa un sorriso. Ah, sì. Anch'io quando ero bambina oggi vedo un gelato e già ti regali un'emozione, no? E in quello volevo chiederti tu, il gelato è sinonimo di allegria e di sorrisi, come quelli dei bambini. Amici ascoltatori di Radio AVM, spero che questa seconda puntata dello speciale di Fausto Bortolot, maestro del gelato artigianale bellunese, vi sia piaciuta e vi aspettiamo la prossima settimana per la terza e ultima puntata, dove continueremo a raccontare questa interessante storia di vita di un'eccellenza dolomitica, un maestro del gelato artigianale bellunese. Intanto io vi saluto da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci amici e come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio Dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio.